Amici di QDP News, siamo a Valdobbiadene in occasione dell'inaugurazione dell'antica fiera di San Gregorio, evento che riesce a radunare nel paese decine di migliaia di visitatori in pochi giorni, e allora siamo pronti per vivere insieme questa manifestazione che si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'agricoltura, la viticoltura e per le attività commerciali del territorio. Terra, terra. Vado io? Vado? Guarda lì. Guarda qua. Vado? Vai. Auto Cosa si sente di dire, governatore, ai nostri viticoltori del territorio che spesso sul piano nazionale passano come devastatori? No, ma, guardate, le colline non sarebbero così se non ci fossero i nostri viticoltori. Qualcuno potrebbe dire forse sarebbero più belle, ci sarebbero i boschi. Diciamo che dove abbiamo i boschi abbiamo le frane. E le aree boschive sono le aree che più ci preoccupano in questa fase proprio per questo motivo, il che non vuol dire che io dico togliamo tutti i boschi, però si sappia che c'è necessità di un grande intervento a tutela del dissesto idrogeologico, dove invece abbiamo un agricoltore, dove abbiamo un contadino, è il suo interesse principale fare in modo che il suo vigneto non abbia movimenti franosi, che le acque siano convogliate in maniera sicura e che quindi ci sia tutela del territorio. Anche quest'anno l'antica fiera di San Gregorio si dimostra un successo di pubblico, di espositori e anche insomma di contenuti. Sì, è un punto di riferimento l'antica fiera di San Gregorio, ogni anno si rinnova. Sempre più persone. Devo anche dire che la presenza di numerosi sindaci, amministratori, consiglieri provinciali e regionali, insomma il governatore Zaia sta a testimoniare l'importanza e l'attaccamento che non solo Valdobbiadene ma tutto il Veneto ha all'antica fiera di San Gregorio. È veramente un punto di riferimento per l'agricoltura, in particolare l'agricoltura legata all'enologia e al Valdobbiadene di OCG, Prosecco Superiore. Molti gli stand, gli espositori, i convegni, quindi in 3 giorni riassumiamo quello che in un anno viene fatto nel nostro territorio. Al taglio del nastro un ospite speciale, Bebe Vio, in questo binomio di collaborazione con il comitato Tappa fatto dalle Proloco di Valdobbiadene. Sì, l'anno scorso proprio in occasione dell'antica fiera San Gregorio c'è stata l'apertura delle attività del comitato Tappa del Giro d'Italia che ha visto l'arrivo della tappa cronometro il 23 maggio 2015. Le Proloco di Valdobbiadene hanno lavorato intensamente per mesi per promuovere Valdobbiadene e accompagnare fino al 23 maggio e oltre. In questa attività sono stati raccolti soldi da contributi, sponsorizzazioni. Le Proloco, nello spirito che le distingue, hanno deciso di donare l'utile ricavato dall'attività nel 2015 del Giro d'Italia, donarlo ad Art for Sport, l'associazione a scopo benefico che ha come madrina proprio Beatrice Vio, che raccoglie fondi per acquistare protesi sportive per bambini privi di arti. Beatrice Vio è campionessa mondiale e paraolimpionica di fioretto, quindi vuol dire anche grande soddisfazione vedere i ragazzi che oggi erano qui ad accompagnare Beatrice Vio, che nello sport trovano una forte motivazione, anzi motivano noi stessi ad andare avanti e a fare le cose fatte per bene come loro sono in grado di testimoniare in maniera unica. Festa nella festa, si inaugura oggi anche lo Yacht, l'ufficio turistico che torna in Piazza Marconi. Esatto, torna, anzi arriva in Piazza Marconi. Era un obiettivo nostro, forte obiettivo nostro, che abbiamo raggiunto in poco più di un anno, approfittando della riorganizzazione della struttura comunale. Abbiamo riorganizzato anche gli spazi del municipio, per cui al piano terra, entrando a sinistra
C'è lo sportello del cittadino a servizio dei cittadini che chiedono appunto di interfacciarsi con l'attività dell'amministrazione comunale del comune. A destra, entrando, l'ufficio turistico per l'accoglienza dei turisti italiani stranieri. I numeri ci danno conforto perché l'anno scorso abbiamo avuto un aumento del 30% di persone che sono entrate in ufficio turistico. Portarlo in Piazza Marconi sicuramente darà modo di aumentare ulteriormente questi numeri, che per noi è economia, ma è soprattutto mostrare al mondo intero, perché i turisti arrivano da tutto il mondo, soprattutto dall'estero, mostrare a tutto il mondo qual è la professionalità e l'accoglienza che noi sappiamo dare proprio attraverso le associazioni. Anche lo IAT, l'ufficio turistico di Valdobbiadene, è gestito dal consorzio delle Proloco con professionalità, persone che hanno frequentato e continuano a frequentare corsi di formazione, quindi un bellissimo biglietto da visita. Anche quest'anno c'è questo binomio tra l'antica fiera di San Gregorio e la fiera di Longarone collegato al MIG, la mostra internazionale del gelato. Due eccellenze, il prosecco e il gelato, che noi dobbiamo valorizzare e tenere alte. Dobbiamo fare squadra e promuovere assieme questi prodotti eccezionali nel mondo ormai, perché non dobbiamo rimanere nel piccolo, e ringrazio veramente il sindaco di Valdobbiadene e la comunità di Valdobbiadene, ma noi siamo altrettanti disponibili ad ospitare Valdobbiadene da noi, perché proprio credo che l'unione faccia la forza e noi dobbiamo privilegiare le nostre eccellenze del territorio in tutti i modi.